15 anni, dicevo, sono un tempo lungo e sono un tempo sufficiente per aver visto il mondo cambiare e cambiare anche la nostra regione. Ci sono state fratture profonde, pensiamo alla globalizzazione, alle crisi che si sono succedute, oggi addirittura la guerra, abbiamo attraversato la pandemia, tutti fenomeni che non vengono mai citati nelle vostre relazioni e nel vostro sguardo sulla realtà. E sono fenomeni che hanno inciso e incidono nella vita delle persone, Assessore Calzavara. Stiamo assistendo all'esplosione di nuove necessità. Non è un caso che in questa legislatura, magari più che in altre, è tornato il tema della casa. C'è la grande questione femminile, che non è soltanto l'orgoglio di genere, ma la necessità di ripensare le infrastrutture sociali per consentire la realizzazione concreta della parità. C'è un cambiamento in atto nella struttura sociale anche delle nostre comunità. Il tema dell'invecchiamento è un tema col quale dovremo e dovrete fare i conti, ristrutturando e ricalibrando le politiche regionali. Ci sono i cambiamenti climatici, anche se so che nel suo partito qualcuno ancora ha posizioni negazioniste, ma le vediamo tutti i giorni nelle nostre case, nelle nostre strade, nelle nostre imprese, e questo è un fatto col quale dobbiamo fare i conti, che dovrebbe indicare la necessità di cambiare alcune politiche, almeno sulle azioni di mitigazione, oppure nelle scelte dei consumi e dell'approvvigionamento energetico. C'è la crisi del sistema sanitario nazionale, poi dirò due cose all'assessore Lanzarini del mio punto di vista su questo. Ora noi siamo stati immersi in questi 15 anni e a maggior ragione in questi 5, in questi scenari che cambiano. E davvero io penso che finire la legislatura, la terza a guida Zaia, con lo slogan "i conti sono in ordine", è, come dire, pregevole ma davvero insufficiente in questa fase storica, Assessore. E quando dico che c'è la crisi del sistema sanitario nazionale e regionale, provo a mettere in fila delle questioni esattamente inserendole dentro il contesto generale, perché non so se siamo il Burundi o la Norvegia. So che, malgrado le tentazioni o desiderata di alcuni di voi, non siamo un territorio isolato che può vivere o morire nella sua eccellenza o nella sua distruzione. Stiamo in relazione con il resto del contesto e quindi anche sulla base di queste relazioni dovremmo cambiare le nostre politiche. E guardi, Assessore Lanzarin, ci mancherebbe, i professionisti sono i primi che si lamentano degli effetti che una parte rilevante delle scelte politiche che voi fate hanno su di loro. Ma ci mancherebbe che non riconosciamo il lavoro enorme che hanno fatto, erano eroi, no? Qualche anno fa. E però sono ancora costretti a lavorare in condizioni di burnout, con ritmi insostenibili, con stipendi non adeguati, tant'è che se ne vanno nel privato. Non è che i professionisti di cui lei ci parla sono contenti del lavoro che fanno, e chi avrebbe la responsabilità di dare loro le condizioni migliori dovrebbe farlo, no dire che sono bravi e poi lasciare che scappino nel privato. Stessa valutazione sulle liste d'attesa. Certo, con i 53 milioni del governo molte cose sono state fatte, anche se il vostro ministro al Veneto e alle altre regioni ha spiegato che forse non tutto è stato fatto bene. Però offende come la raccontate questa cosa delle liste d'attesa, perché quando andate in conferenza stampa a mostrare i grafici raccontate di aver fatto tutto giusto, e allora riprendo le cose che ha detto lei: non va tutto male, ha ragione, ma non va neanche tutto bene, e siccome ogni volta che noi proviamo a dire cosa non va bene siamo quelli che parlano del Burundi, dovete mettervi un po' d'accordo con voi stessi. Le faccio un esempio molto semplice, Assessore Lanzarin. A quasi 10 anni di distanza dalla riforma sanitaria fatta dalla Regione del Veneto, una riga la potremmo tirare e dire se quella roba ha funzionato o no, perché è la riforma di Azienda Zero, è, come dire, esattamente la modalità con la quale state gestendo il bilancio. Ha funzionato indubbiamente per l'obiettivo di economie di scala e di risparmi e di tagli.
ma non ha funzionato, altrettanto indubbiamente, per la prossimità e per la cura del territorio, perché accentrare in un unico luogo di potere, peraltro escluso dal controllo diretto del Consiglio, ci ha fatto risparmiare conti in ordine della sanità, ma ha lasciato territori e cittadini più soli. Ecco perché le chiediamo delle case di comunità, degli ospedali di comunità, perché sono l'unica occasione che noi abbiamo per recuperare il danno enorme che quella scelta politica di questa amministrazione regionale ha fatto alla sanità regionale. E dunque, se non va tutto male, c'è però un piano inclinato nel quale ci siamo infilati che ci preoccupa e che voi sembra non vogliate vedere in riferimento alla sanità. E allora i conti, più che in ordine, sono, come dire, raccontano di una cassa vuota. Tant'è che nel momento in cui quest'anno ci è arrivata la spesa imprevista di un taglio aggiuntivo del governo, siete stati costretti ad aumentarle le tasse, contraddicendo questo mantra su cui poi tornerò, perché non abbiamo la disponibilità di 50 milioni in più in meno per un imprevisto, e questa volta erano i tagli del governo, ma con il contesto che ho provato brevemente a tratteggiare, che sta intorno a noi, ogni anno ci sarà un imprevisto. E noi cosa faremo? Perché i vostri conti in ordine hanno ingessato il bilancio di questa regione e reso incapace di rispondere alle emergenze che si stanno susseguendo, anzi accumulando. E allora anche la strada pedemontana veneta diventa un problema per questo, perché è chiaro a tutti che questo bilancio in ordine non è in grado e non sarà in grado nei prossimi anni di sostenere i flussi di risorse in uscita, quindi per pagare i canoni, che saranno sempre più alti dei flussi in entrata, cioè i pedaggi. E allora anche le Olimpiadi diventano per questo un problema, perché non abbiamo in bilancio la benzina che servirebbe per far correre questa macchina olimpica, e anche l'opportunità che abbiamo raccolto di avere qui le Olimpiadi rischia di diventare un'occasione persa, perché anche la legacy delle Olimpiadi ci fa paura, assessore Calzavara, se non sappiamo quantificarla. E allora, tornando brevemente alla questione Fali, in questa logica ho chiesto, perché nessuno né della Giunta né in Commissione ha informato di questo il Consiglio, ho chiesto perché avete deciso di accantonare 166 milioni nel FAL, perché sa per me cosa potevamo fare con quei 166 milioni? Ad esempio, anziché accantonarli in bilancio, garantire gli aumenti contrattuali al settore della cooperazione sociale, su cui abbiamo discusso e siamo rimasti bloccati per settimane nei giorni dell'approvazione del bilancio, a trattare per 30 milioni che mancavano, e voi vi permettete il lusso di accantonare 166 milioni che avreste potuto tranquillamente utilizzare, se proprio non potevate portarli a utile, per abbassare il DANC, per abbassare un altro debito, se la volontà era soltanto quella di ridurre l'indebitamento. Non prendeteci in giro. No, non capisci tu, infatti, si vede. Infatti lo fa Masullo, l'assessore. Dai, metti la firma, posso andare avanti? Ma poi ci arrivo su Manildo, non ti preoccupare. Quindi dicevo, assessore, noi abbiamo provato a mettere in fila alcune criticità, le cose che non vanno bene, è il nostro lavoro, facciamo l'opposizione, per esprimere una preoccupazione, dicevo, per i conti di questo rendiconto. Io, se paragono il primo rendiconto che ho guardato quando ho iniziato questa legislatura e questo rendiconto, a parte che se diciamo sempre le stesse cose vuol dire che il dibattito dentro quest'Aula serve poco, perché non ci ascoltate mai, ma in realtà l'analisi che noi facciamo oggi è ben peggiore, caro assessore Calzavara, perché la possibilità di questo bilancio di far fronte alle nuove vulnerabilità è fortemente ridotta.
A me fa piacere che a lei faccia sorridere questo argomento, ma le assicuro, come diceva il collega Montanariello, che tanti veneti che avrebbero bisogno di risposte non sorridono come sorride lei quando parliamo con loro. Siamo preoccupati, dicevo, Assessore, perché questa sua gestione da austerity, da tagli lineari, ci ha nei fatti impedito oggi di affrontare, governare e rispondere alle sfide che abbiamo davanti. Perché sembra che non le vediate invece voi le difficoltà. Non avete mai espresso una parola di dubbio, di critica, di rammarico per non aver potuto fare una cosa, va sempre tutto bene. E quando siete costretti a vedere che qualcosa non va, la colpa è sempre di qualcun altro, dello Stato cattivo che non ci dà i soldi. Noi bravissimi, noi bravissimi. Collega Favero, grazie. Quindi noi, cioè stiamo parlando di robe serie, vedo che invece c'è voglia di scherzare. Collega Marzio Favero, la invito a non dialogare con la collega Camani. No, se dopo vuole può intervenire, adesso guardi, no. Prego Camani. Io cerco di fare bene il mio lavoro e dire delle cose serie. Mi fa anche piacere che invece la maggioranza di quest'Aula preferisca ridacchiare, ma è questa la considerazione, sappiamo. Dicevo, non ci convince l'impianto di questi tagli lineari, di questo bilancio ingessato, di questi conti in ordine a tutti i costi, perché il compito della politica e delle istituzioni non è semplicemente quello di fare cassa, di risparmiare, di rientrare nel debito, di evitare gli sprechi, ok, ma i tagli lineari che avete messo in campo in questi 5 anni sono una scelta politica chiara, perché i tagli lineari che avete messo in campo non colpiscono tutti allo sposso. Assessore Calzavara, la invito a lasciar parlare la collega. Lei, sospendiamo la seduta. Anche lei. Non ho mai letto il bilancio, io vorrei vedere. Prendiamo la seduta. Grazie. Dicevo che questa volontà di ingessare il bilancio in politiche di austerity, in risparmi di spesa, in tagli lineari, non ha colpito tutti nello stesso modo, perché ovviamente colpiscono di più chi ha meno. Se taglio la sanità pubblica, è ovvio che chi ha più disponibilità economiche ha comunque i soldi per pagarsi la sanità privata, e non a caso la cosiddetta spesa out of pocket, cioè la spesa che i cittadini di tasca propria mettono in sanità privata per curarsi, in questa regione è maggiore della media nazionale. 729 euro all'anno mediamente un veneto di tasca sua paga per la sanità, contro i 630 che è la media nazionale, dato 2024, perché il vostro sistema, quello che penalizza chi è in difficoltà e premia chi se lo può permettere. Se taglio il trasporto pubblico locale, chi se lo può permettere si compra la macchina nuova e a lavorare ci va lo stesso. Se non aumento le impegnative di cura per le residenze per gli anziani, 10.000 veneti che aspettano di trovare un posto in casa di riposo, che non hanno soldi, stanno a casa. Chi i soldi ce li ha, la casa di riposo se la paga privata. È questa la vostra lettura dell'eccellenza. Allora un bilancio che taglia è un bilancio che colpisce i più fragili, che è esattamente lo stesso esempio che ci ha fatto lei prima, Assessore Calzavara, perché certo Lorenzoni, professore universitario, che ha risparmiato 600 euro di IRPEF ogni anno in questi 15 anni, 2.000 euro, al professor Lorenzoni ci è potuto andare in vacanza in Sardegna. Ma l'operaio e la famiglia che guadagna meno di 15... Lasciamo parlare la collega Camani? E di quanto avete risparmiato ne parliamo dopo a parte? Ma una famiglia di operai che ha un reddito annuale familiare di 15.000 euro, sa quanto ha risparmiato in questi 15 anni senza IRPEF
zero, perché la soglia di esenzione gli avrebbe consentito di pagare pochissimo di addizionale IRPEF. Quindi la scelta di non mettere le mani nelle tasche dei veneti ricchi è una scelta che avete prodotto apposta per continuare a rafforzare chi è già forte e indebolire chi è già debole. Una scelta politica di bilancio che aumenta le diseguaglianze di questa regione. Ed ecco perché in questi 5 anni il Veneto si è impoverito. Abbiamo consumato la spinta accumulata negli anni buoni e oggi siamo una regione più divisa, dove le differenze sono più marcate, dove chi ha sta sempre meglio e chi non ha sta sempre peggio. E quelli che non hanno e stanno sempre peggio non sono visti dalla vostra amministrazione, impegnati come siete a celebrare le eccellenze, i vincitori, i successi, ma non ci avete nella vostra fotografia di famiglia una persona in difficoltà, una persona fragile, una persona sola, un lavoratore povero, non ce l'avete tra i vostri contatti social. Voi non siete La collega stati... Camani in questo momento può parlare perché ha il tempo. Se volete potete replicare, non si interrompe chi sta parlando. La verità dà fastidio. Non avete avuto la capacità di usare, insomma, le politiche di bilancio per contrastare il contesto di diseguaglianze che si sta aggravando e avete in questi 5 anni scelto di osservare questo rallentamento inerti, fermi, immobili. Non avete avuto il coraggio di affrontare le grandi criticità che stiamo attraversando e quando vi viene detto fate pure gli offesi. Come ci permettiamo di raccontare che nella vostra regione c'è qualcosa che non va? Il giudizio della Corte, che tutti abbiamo letto, certifica i numeri di questo bilancio, ma non sostituisce la discussione politica alla quale sembrate allergici. E lo so che non siete abituati al confronto politico, ad ascoltare un punto di vista diverso, a prendere atto che c'è qualcuno che ha uno sguardo da una prospettiva diversa dalla vostra. Vi infastidisce, vi dà fastidio, tanto che confondete anche in quest'Aula l'opinione politica con la propaganda. Io non devo suggerire il programma per le prossime elezioni regionali a nessuno. Io faccio il mio lavoro qui da consigliere regionale, da capogruppo della più grande forza di opposizione. Se non le piace quello che ho da dire, può andare e non ascoltare. Però non può esimersi non mi può chiedere di non fare il mio lavoro. E del resto, mal tollerate non soltanto le opinioni diverse dalle vostre delle opposizioni, non avete allergia soltanto alle nostre parole, vi dà fastidio anche quando qualche vostro ipotetico alleato fa le nostre stesse considerazioni. Invece di occuparvi e preoccuparvi che se anche un vostro alleato rileva alcune criticità, forse qualcosa di vero c'è, lo liquidate con un semplicissimo esci, statene a casa tua. E allora guardi, su una cosa ha ragione però, Assessore Calzavara, a proposito del nostro candidato alle prossime elezioni regionali che si svolgeranno quando il nostro Presidente Zaia ci avrà voglia di farcele svolgere. A proposito del nostro candidato, c'è una cosa che ha detto vera. Noi siamo pronti, Assessore Calzavara. Abbiamo il candidato, abbiamo una coalizione coesa. La seduta è sospesa. La seduta, prego Camani. Grazie Presidente. Stavo dicendo che su una cosa l'assessore Calzavara ha ragione, e cioè che noi abbiamo il candidato alle prossime elezioni regionali, Giovanni Manildo, abbiamo una coalizione larga e coesa, mai stata così larga e mai stata così coesa, e stiamo lavorando sul programma. Mentre noi ci occupiamo di questo per essere pronti all'appuntamento più importante, voi siete ancora in trincea. Tutti i giorni litigate tra voi fuori da questo Consiglio, rinnegando con le vostre stesse parole l'esistenza stessa della vostra coalizione. Quando Salvini dice
e Zaia dice, e Villanova dice, e Stefani dice, squadra che vince non si cambia, sta praticamente dicendo che Fratelli d'Italia e Forza Italia dentro questa squadra non ci sono. Cioè avete governato per 5 anni con gli occhi tappati e le orecchie tappate, senza ascoltare non solo quello che vi diceva l'opposizione da questi banchi, ma neppure avete rispettato la dialettica interna della maggioranza, perché c'è un principio fondamentale in politica, il rispetto, la responsabilità delle decisioni, che voi avete puntualmente calpestato, avete fatto quello che avete voluto per questi 5 anni. E se voi oggi sorridete mentre io dico questo, sorriderò io tra qualche mese, quando questi equilibri cambieranno e quando forse anche voi avrete la necessità di far ascoltare a qualcuno il vostro punto di vista e vi si riderà dietro. E noi non vediamo l'ora che questo accada. Ora, in conclusione, sto finendo il tempo. Il problema di questo rendiconto del 2024 è esattamente questo atteggiamento. L'atteggiamento di chi pensa che avendo i consensi, grazie al vostro Presidente, non di certo ad altri meriti, pensate di avere il consenso e pensate che questo sia sufficiente per poter governare con arroganza questa regione. E io penso che questo sia un danno grave che state facendo alla nostra comunità, ad un territorio che si è indebolito, dove le divisioni e le differenze si sono allargate, dove i conti sono in ordine, ma devo dire che la società veneta è tornata indietro di un po'.